Dopo il 3-1 dell'andata, questo 0-0 qui, in questo spettacolo tra virgolette di Gaeta come impianto, avete giocato una buona partita, davanti siete stati pericolosi quando dovevate, nel secondo tempo l'avete gestita secondo me con intelligenza ultimamente, rischiando zero, non mettendola mai in discussione più che altro, per cui qualificazione meritata, poco da Sì, dire. no, abbiamo affrontato un avversario molto impegnativo, una squadra fortissima. Difatti io sono orgoglioso di questo passaggio in finale perché poi, come giustamente hai detto, credo che la squadra abbia meritato questa finale, soprattutto in virtù del risultato d'andata. Però rispetto alla partita d'oggi io credo che i ragazzi siano stati molto bravi ad interpretarla così come l'avevamo preparata, cercando di contenere i loro attacchi, perché comunque sono molto bravi soprattutto nel ripartire con degli esterni molto veloci, molto abili sulle palle inattive con giocatori che sono veramente molto pericolosi, e quindi complimenti alla mia squadra perché anche oggi hanno saputo dimostrare che in alcuni momenti bisogna anche saper soffrire da grande squadra, e se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti sia in Coppa Italia che in campionato, in alcuni momenti dobbiamo avere anche questo atteggiamento. Vengo adesso a qualche considerazione più a livello personale. Per lei è la seconda finale in 3 anni. Sì. Dopo quella con la Luis, l'altra volta si giocava ad Artena, questa volta si giocherà a Roma. Qual è la sua sensazione? È una sensazione molto bella perché giocare una seconda finale è sempre qualcosa di emozionante. Io ricordo ancora la vigilia, tutti i momenti vissuti, e credo che siamo dei fortunati perché fare questo lavoro credo che sia una delle cose più belle, anche se in alcuni momenti vorrei scendere in campo. Però è una cosa bella, siamo arrivati in finale con un gruppo fantastico, con una società ambiziosa. Credo sia la prima volta sicuramente negli ultimi anni che il Valmontone arrivi in finale di Coppa Italia. Lo merita il presidente, lo meritano i tifosi, oggi erano in tanti a seguirci, lo meritano i ragazzi, quindi speriamo di continuare così su questa strada sia in campionato che in Coppa, perché sarebbe importante dare soddisfazione non solo ai nostri tifosi ma anche alla società che ha fatto sacrifici importanti, si vive per il calcio, e quindi oggi è un passaggio importante in finale. Tra l'altro era anche il compleanno di mia madre e voglio dedicare, ecco, questo passaggio in finale proprio a mia madre che compie 68 anni, quindi per me è motivo d'orgoglio dedicare questa finale a lei.